La prossima settimana sarà di nuovo in missione nelle acque del Mediterraneo. La nave Mare Ionio, dopo il dissequestro da parte della Procura di Agrigento, è pronta a tornare in mare al largo del Mediterraneo. È sfida aperta dunque al ministro dell'Interno Matteo Salvini. La nave, che un paio di settimane fa ha soccorso 49 migranti al largo delle coste libiche, è approdata nel porto di Marsala per uno scalo tecnico ed è stata accolta dagli applausi dei sostenitori e di molte associazioni di volontariato. In questi giorni si sta preparando la nuova missione. È ancora top secret la data della nuova partenza, ancora a prestare soccorso e solcare le acque del Mediterraneo. Comunque, se non ci saranno imprevisti, il nuovo inizio avverrà con certezza la prossima settimana. A bordo ci sarà un nuovo equipaggio, ma non mancheranno anche alcuni volti noti, come i veneti Luca Casarini, capo missione, Beppe Caccia, che ha già assicurato che la prossima settimana ci sarà anche lui nuovamente a bordo della nave, e il capitano Pietro Marrone. Marrone e Casarini sono indagati per quanto avvenuto lo scorso 18 marzo. L'accusa nei loro confronti è quella di aver disobbedito ad un ordine militare, nello specifico della Guardia di Finanza, ma la vicenda è pronta a vivere un nuovo capitolo.